o autonomia o andiamo da soli. Soli per l'autonomia potrebbe essere lo slogan di questa campagna elettorale. Se non dovessero firmare, sì, assolutamente sì. Lega pronta a correre da sola alle regionali, parola di Roberto Marcato. L'assessore non usa mezzi termini, la questione dell'autonomia è prioritaria. Se gli alleati storici di centrodestra come Fratelli d'Italia e Forza Italia non si impegnano e sono troppo statalisti, dice Marcato, meglio la corsa solitaria in Veneto. Non è una questione ideologica o preconcettuale, io l'ho sempre detto, il nostro obiettivo è e rimane l'autonomia del Veneto, questa è la madre di tutte le battaglie, è il punto principale dell'agenda politica di qualsiasi rapporto si abbia con il territorio, per cui guardi, io non ho nessun problema, se il segretario, la Meloni di Fratelli d'Italia, il segretario di Forza Italia Berlusconi, assieme al nostro segretario Salvini, firmano un patto di sangue per cui si fa l'autonomia, badate bene, l'autonomia che abbiamo presentato noi, non le autonomie su cui poi apriamo eventualmente un dibattito per vedere se è una turbo-autonomia, un'autonomia a trazione anteriore o posteriore, no, cioè, capiamoci. Noi abbiamo mandato una delegazione trattante che ha portato una proposta di autonomia al governo. Noi vogliamo quell'autonomia. Firmano che in un eventuale governo di centrodestra il primo punto all'ordine del giorno è l'autonomia del Veneto, quell'autonomia? Nessun problema. Non c'è questa firma, io francamente l'ho sempre detto, è meglio andare da soli.